Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Siamo oggi con la 15ª giornata dell'anno, domenica 28 di marzo. Si comincia con una prova per femmine di 3 anni, non vincitrici di 7.500 euro nella carriera. Una corsa che vede Crystal RL come favorita, giocata, e cavalla che chiude favorita in chiusura intorno alla pari. L'allieva di Massimo Compagno, interpretata come al solito per gli allievi di Mauro Prospero da Giampaolo Minucci. Una cavalla di qualità, vedremo come rientrerà con il numero 1 Costa Magna Pax, Salvatore Valentino, 2 Curd F, Lorenzo Baldi, 3 Christine R, Roberto Ruvolo, 4 Cash Casia, Cesare Ferranti, 5 Clesia di Risaia, Andrea Baveresi, 6 Crack Stecca, Enrico Bellei, 7 Carisma V, Giuseppe Pistone, 8 Circecol Antonio Di Nardo, 9 Crystal RL, Giampaolo Minucci. Allineamento che va a completarsi sulla curva di sinistra, tende a ritrarsi dall'ala Crack Stecca. Si parte con la velocità da parte di Christine R, che come suo solito è velocissima, spinge la macchina, va al comando nei confronti di Curd F. All'esterno c'è Cash Casia con ancora più a largo Clesia di Risaia. È partita bene dalla seconda fila Crystal RL, che figura in terza pariglia a lato di Costa Magna Pax, la quale precede Carisma AV, ancora Crack Stecca alla retroguardia Circecol. 14,8 per i primi 200 metri di corsa, insiste Cash Casia all'attacco di Christine R, la quale non sembra intenzionata a dar strada, vuol correre davanti Roberto Ruvolo come nell'ultima occasione a Monte Giorgio. 29,5 per i primi 400 metri di corsa, si deve adeguare Cesare Ferranti con la sua figlia di Varenna. In vantaggio Christine R nei confronti di Cash Casia al largo, tende a muovere in terza ruota Crystal RL che aggira Clesia di Risaia e prova a portarsi sulla testa della corsa. C'è sempre Cash Casia scoperta all'esterno con Christine R all'avanguardia dal parziale Crystal RL che cerca di cogliere sul parziale Christine R, la quale però ribatte. 59,9 la metà gara, si viaggia forte sul piede dell'1,15, sbaglia Crack Stecca, seconda la corda è sempre Curd F che assiste al duello tra Christine R e Crystal RL, sembra in leggera difficoltà per il momento Cash Casia, prova a muovere in mezzo alla pista anche Circecol, costretta al percorso in terza ruota, il chilometro in 1,15 spaccato, Christine R in vantaggio, stappata per ribattere alla seconda bordata da parte di Crystal RL che sta passando nei confronti dell'avversaria, prova la rivalsa interna Christine R ai 3/4 di miglio in 1,30 spaccato, Christine che ribatte a Crystal, le segue da vicino Circecol che ha scavalcato le altre che sono in calo comandate da Curd F. Crystal RL continua a lato di Christine R che si difende lungo la corda, Circecol che ha perso qualcosina sulla curva, 15,1 per la curva, è passata Crystal RL nei confronti di Christine R, poi Circecol, Crystal RL a 100 dal palo, firma un altro rientro con i fiocchi Massimo Compagno, Giampaolo Minucci che porta a casa la figlia di Ganymede e Marlis RL, al secondo Circecol, al terzo finisce molto bene, buona per la prossima Costa Magna Pax. 2,36 il totale, 1,59,5 sui 1.600, 1,14,5 il ragguaglio cronometrico per Crystal RL, Giampaolo Minucci e Massimo Compagno, i colori ovviamente di Mauro Prospero, la scuderia che sta entrando in forma. Il successo per la figlia di Ganymede e Marlis RL che gira di fuori a Christine R, ne dispone a piacimento e vince facile sul palo il 9 di Crystal RL al primo, l'8 di Circecol al secondo, l'1 di Costa Magna Pax al terzo.